Secondo appuntamento con il professor Isnenghi all'interno di Bellum in Terris e dedicato al 1915. Dopo la prima lezione della settimana scorsa sulla bandiera del sì e del no e molte altre cose, come avete avuto modo di seguire, perché poi il pubblico, come dire, si va formando ma anche rimane in questo ciclo, come abbiamo già visto anche nelle passate edizioni qualche anno fa. Dicevo, questa sera è il momento di entrare più nel merito della guerra e fra volontà, disciplina e dissidenza. Non credo che si debba dire molto altro, se non ricordarvi che il prossimo appuntamento, il terzo di questo ciclo, Nach Lubiana o Vienna, conclude per ora, diciamo, questa prima fase, dando appunto un modo già mercoledì prossimo di dirlo, appuntamento poi al secondo anno di guerra. Intanto entriamo nello specifico dei primi giorni di guerra e cedo la parola al professor Isnenghi. Grazie. Grazie, buonasera, ben trovati. Le notizie le ha già date Gottardi. Secondo dei 3 incontri del 15, ancora mercoledì prossimo e poi all'anno prossimo. La formula è audace da ogni punto di vista, ma insomma all'inizio di ogni anno ci dovrebbero essere i 3 incontri che ricordano l'anno di 100 anni prima. Vedremo. Oggi siamo ancora tra il mandare e l'andare in guerra. Non siamo ancora arrivati all'essere in guerra, cosa che avverrà mercoledì prossimo. Ci muoviamo quindi cronologicamente nello stesso periodo di una settimana fa. Siamo tra i 14 e i 15, l'approccio è diverso, ma è veramente il seguito del discorso di qualche giorno fa, perché fra volontà, disciplina e dissidenza. Vorrei svolgere questo tema qui. È un po' una chiave dell'insieme, perciò mi ci soffermo sul 14-15, sulle modalità dell'entrata in guerra. Questa è caratteristica dell'entrata in guerra dell'Italia, 10 mesi. Sarebbe forse esagerato parlare di un referendum strisciante durato 10 mesi, però in qualche modo dà l'idea, non è successo dalle altre parti, di avere 10 mesi per discutere, pensarci sopra, pronunciarsi nelle più diverse maniere. Che cosa è accaduto però? Che il dopoguerra latissimamente inteso, il dopo ha sovrapposto la volontà e il volere e l'aver voluto fare la guerra. Ma una corretta visione delle cose induce a spostare gli equilibri interni. Io direi piuttosto verso la disciplina e verso l'ordine. Spostamento di accenti all'interno dell'equilibrio in cui ci sono tutte e due le cose, il volere e, diciamo, l'essere voluti da altri, che non è evidentemente la stessa cosa, e che comporta meccanismi di adattamento in tutti quelli che non hanno voluto, peraltro necessari in una guerra basata sulla coscrizione obbligatoria. Non siamo nel Risorgimento, non è che con il volontarismo si potessero risolvere i problemi di 6 milioni di mobilitati. È chiaro che diventa fondamentale il meccanismo di adattamento, cioè c'è abbastanza obbedienza, c'è abbastanza rassegnazione, c'è abbastanza passività. E questi che potrebbero apparire disvalori dal punto di vista della cittadinanza, non è detto che siano disvalori dal punto di vista di tenere insieme la macchina sociale e militare che fa la guerra. Questo è il tema. In parte già una settimana fa,
pienamente di oggi. Questo è il tema. Senza che io pretenda e vi inviti assolutamente no a rovesciare il discorso e a dimenticarvi tutti quelli che l'hanno voluta. Oltretutto non sarebbe la stagione giusta, perché oggi quasi nessuno si ricorda che un sacco di gente ha voluto fare quella guerra. Quindi io mi guardo bene dall'indurvi in tentazione. Molta gente è andata così. Ci ha messo del suo nell'entrata in guerra. Le più diverse spinte e motivazioni, i più differenti scopi di guerra, intendiamoci bene. C'è un fronte interventista, così come c'era un fronte neutralista, liberali giolittiani, cattolici e socialisti, parliamo di fronte, è chiaro che sono tre famiglie. Ancora meno fronte come capacità di mettersi insieme, di colpire uniti, di quanto non lo siano interventisti, che sono più bravi dei neutralisti a fare fronte, ad essere spinti da motivazioni diverse, ma siccome vogliono entrare in guerra, gli interventisti sono capaci di rimandare a dopo le divisioni. Poi naturalmente, come vedremo, in parte mercoledì prossimo, in parte tra un anno, le divisioni serpeggiano all'interno del 15-18, perché le spinte sono diverse, le attese sono diverse, vedremo. Allora, il dopo ha sovrapposto forse eccessivamente la volontà e il volere l'aver voluto la guerra, ma una corretta visione delle cose induce a spostare gli equilibri interni verso la disciplina, verso l'ordine. Potremmo allora dire dalla politica alla non politica e persino all'orrore per la politica. Cadorna, i generali normali hanno orrore per la politica. La politica è quando all'interno di una società, di uno Stato, qualcheduno vuole pensare e agire secondo delle scelte. Non va bene con l'ortodossia militare, con l'educazione di caserma di generali che nel 14 hanno 60 anni, quindi si sono formate nelle caserme di fine 800. Gli van bene giusto i discorsi militari di Boine, il vociano, la destra della voce fiorentina, che è addirittura uno che ha nostalgia dell'ancien regime. E infatti Prezzolini, che è il suo editore, gli fa sapere che i discorsi militari vanno benissimo nei circoli ufficiali e tra i generaloni. Non è un buon segno, naturalmente, dal punto di vista del tipo di generale che c'era, ma è un segno di cui tenere conto. Potremmo dire allora che dalla politica spostare un po' gli accenti alla non politica e quindi alla fin fine dal cittadino a retrocedere verso il suddito. Non è bello, ma forse corrisponde all'ordine della realtà nell'esercito di Cadorna. Perché nell'esercito di Diaz, ultimo anno di guerra tra Caporetto e Vittorio Veneto, tante cose saranno diverse. E forse la vittoria arriva da questo, da questa capacità di cambiare in corsa il tipo di esercito, il tipo di militare e di rapporti tra ufficiali e soldati. Cambiarlo in una certa misura, mica capovolgerlo, cambiarlo. I tribunali militari resteranno, però arriva anche l'attenzione al morale delle truppe, cioè a quello che pensa la gente, in divisa o non in divisa. Il governo, lo sapete ormai, è il governo dei notabili, della destra del Partito Liberale, Salandra e San Giuliano, Salandra e Sonnino. Diciamo, l'alto conta assai più del Parlamento, che conta pochissimo, e più della piazza, che conta effettivamente in una certa misura e che potremmo considerare il basso rispetto all'alto rappresentato dal re, naturalmente,
perché lo Statuto gli attribuisce molte prerogative nella politica estera e nella guerra, e il governo. E facendo una rapida carrellata con nomi di attori, no, non tanto decisori politici, quelli sono presto detti, i soliti, Salanda, Sonnino, il Re, non molti altri, ma attori e decisori sul piano dell'opinione pubblica, della formazione dell'opinione. Starei per dire quindi che se è corretto questo spostamento di accenti a cui vi invito, allora Benedetto Croce in fondo finirebbe per contare persino più di Cesare Battisti, inaudito, se pensiamo a quello che abbiamo imparato a scuola in diverse generazioni. A parte che era un Battisti di cui si era scordato che fosse stato un deputato socialista, si erano scordate tante cose, sembrava un martire del fascismo anticipato, ma insomma questo a lungo, poi nel secondo dopoguerra era diventata una figura sempre più confusa, ma grosso modo doveva accreditare l'idea della quarta guerra dell'indipendenza nazionale, come se dopo le 3 del Risorgimento ci fosse come quarta guerra quella del 15-18. Io sto dicendovi che forse, ma poi ve lo spiego, questa è una mera elencazione, forse Croce, poi vediamo perché, finirebbe per contare quasi, vedete che avanzo con tutte le precauzioni del caso, questi correttivi negli equilibri, finirebbe per contare quasi più di Cesare Battisti. Cioè la geopolitica, l'ordine, il dovere, più dell'irredentismo, più del trento-trentinismo. E Cadorna, il generale Cadorna, lui perché è quello più importante, ma insomma i generali fatti come lui, che odiano la politica e non ci pensano alla cittadinanza, finirebbero per essere più significativi di un Gaetano Salvemini o di un Leonida Bissolati. Sto parlando di interventisti democratici, quelli che legittimano la guerra dal punto di vista dei valori. E la vogliono fare, ma sono anche capaci di non semplici clamori in piazza, ma discorsi motivati in piazza. Battisti ragiona. Salvemini non ama andare in piazza. Ragiona, ma in sale pubbliche, preferibilmente per seminari e piccoli gruppi. Salvemini è più legato alla rivista e quindi al piccolo gruppo che non anche alla grande stampa e meno ancora alla piazza. Sempre continuando questa mezza provocazione, padre Gemelli finirebbe per contare quasi più di Benito Mussolini. Mi riferisco naturalmente a Mussolini che ha ormai lasciato l'avanti e ha fondato il Popolo d'Italia, dal neutralismo all'interventismo, o di Filippo Corridoni. O infine, e qui finisce la carrellata e passiamo a qualche approfondimento, quasi Giovanni Boine finirebbe per contare di più dei papini, è orrendo quello che sta dicendo, più di Marinetti, ma possibile mai, più dei grandi futuristi. Dal punto di vista della capacità di mettere in circolazione meccanismi mentali utili ad assicurare l'ubbidienza, che è l'abito dei più, mentre la convinzione è l'abito dei meno. Questo è il tipo di ragionamento che vi sto proponendo. Allora, Boine con Prezzolini, non senza e non contro Prezzolini, perché l'editore di Discorsi Militari è Prezzolini, che oltre che dirigere la rivista, La Voce, dirige, anima, vuole, fa che siano come sono le edizioni della Voce, quindi tra i libri anche quel libricino fatto da Boine. E con Adelaide Coari, per nominare una donna che ho nominato anche mercoledì scorso, una dirigente del movimento cattolico, una sorta di aiutante, collaboratrice di padre Semeria a Udine al Comando Supremo,
che diventa amico di Boine, probabilmente innamorata di Boine come tante altre, e carteggiano ai bordi della Croce Rossa e del fare quello che Boine può fare, visto che il combattente, certo, la sua salute non gli permette di farlo. Allora, le citazioni a cui ho pensato sono una di Croce. Allora, Benedetto Croce era sulla breccia da buoni 20 anni e con la sua rivista, che è ancora più importante della Voce di Prezzolini. Tutte le altre riviste rimandano a Firenze, la Critica a Napoli. Croce e Gentile sono i due dioscuri dell'idealismo impegnati a sostituire il positivismo con l'idealismo come concezione del mondo. Beh, è chiaro che il loro pubblico sarà fatto di un certo tipo di persone, ma certo tutti gli insegnanti di lettere, di storia, di filosofia nei licei. Sarà Gentile il ministro della pubblica istruzione che farà nel 23, quando ormai c'è il governo Mussolini, la famosa riforma che prende il nome da lui, ma subito prima era stato ministro, con Giolitti ancora, Benedetto Croce. Io non sto parlando di intellettuali chiusi nelle loro biblioteche, sto parlando di attori sociali. Allora, Croce è tanto attivo come attore sociale, come direttore dell'opinione nel 14-18, che nel 19 uno dei suoi collaboratori, il Castellano, mette insieme un libro con gli articoli e le interviste che o sulla Critica o in altri giornali Croce ha pensato e messo in circolazione proprio per orientare l'opinione pubblica tra il 14 e il 15. Per questo dico Croce è un grande orientatore dell'opinione pubblica, composta a sua volta di altrettanti personaggi che agiscono nelle scuole, nei giornali, nelle biblioteche, negli archivi. Sono alcune migliaia di persone che in un'Italia che è ancora l'Italia liberale, e anzi l'Italia del liberalismo notabilare, che siano migliaia non deve farceli apparire pochi, perché sono gli ufficiali dell'opinione pubblica e della classe dirigente, è fondamentale. Così come è fondamentale che Albertini al Corriere della Sera piazzi il più grande quotidiano della borghesia a favore della guerra. Ma Croce non scrive sul Corriere della Sera. Troppo interventista. Croce è triplicista. Croce continua a guardare con immensa estimazione alla Germania. Uno dei contenuti fondamentali della sua campagna sull'opinione pubblica del 14-18 è di irridere alla propaganda che repentinamente ha reso barbara la grande Germania, la Kultur, che in effetti tale era dai militari ai chimici, ai bancari, ai filologi, ai filosofi, la Kultur tedesca. Noi siccome mescoliamo sempre tedeschi e austriaci, era una dozzina di nazionalità, anche all'interno dell'impero austro-ungarico le cose sono complicate, ma noi sovrapponiamo e mescoliamo come se fosse la stessa cosa. Non era affatto la stessa cosa, tant'è che l'Italia non entra in guerra contro la Germania subito, ma nella primavera del 16 e ci pensa ben sopra ancora di più che per la prima entrata in guerra. Ed è l'intesa che insiste perché questo avvenga. Se l'Italia ne avesse potuto fare a meno, l'avrebbe gradito. Allora io vi leggo una citazione, siamo ancora all'inizio, tra 14 e 15, da un articolo di Benedetto Croce, che dice così, tanto per darvene un'idea o per ricordarvi come pensa Croce. E che cosa abbiamo voluto ora noi altri italiani entrando in guerra se non provvedere a che non sia scemata e anzi si accresca la potenza del nostro Stato? Con chi se la sta prendendo Croce? Con tutti quegli interventisti, non tutti gli interventisti, ma molti fra interventisti,
che per dir male della Germania, degli imperi centrali, ne sottolineano la politica di potenza come se fosse di per sé qualche cosa di negativo. Se poi dicono imperialismo, l'imperialismo prussiano, l'imperialismo con l'elmo chiodato e così via, sembrano proprio additarne un peccato mortale, che tale non è affatto per Croce. Non parliamo dei nazionalisti o dei futuristi alla Marinetti, i quali soltanto dicono è un peccato perché è l'imperialismo altrui, se fosse italiano andrebbe benissimo. Ma altro è che lo dica Croce, il moderato, il liberale di centrodestra, il salandrino Croce. In qualche modo finisce per dire, per dare la parola, a Salandra, che parla così poco, a Sonnino, che preferisce quasi sempre tacere. Croce finisce per essere una sorta di megafono intellettuale e sempre molto argomentato per questa parte della classe dirigente liberale italiana che è tuttora triplicista e che si allontana dalla triplice solo attraverso negoziati che prima di essere diplomatici sono mentali all'interno di ciascuno di loro. Negoziati mentali oltre che diplomatici. Non conviene più all'Italia restare dalla parte dell'Austria e della Germania. E quindi, se non conviene, naturalmente, dopodiché Salandra si inventerà il sacro egoismo, che è una traduzione così mediocre di ragionamenti più complessi. Cosa abbiamo voluto, dice, se non cercare la potenza, lo mette tra virgolette, ma insomma, del nostro Stato? So bene che gli untuosi democratici chiedevano invece e ora affermano a parole che a noi spetta fare la guerra per esercitare la giustizia nelle contese dei popoli. Ma io mi permetto di pensare che la giustizia non la esercita mai un popolo sull'altro, ma soprattutto i popoli Dio, o quel Dio che è la storia, dice il laico e anticoncordatario Benedetto Croce. Però il suo magistero non vuole tagliare fuori in partenza i credenti e quindi dice Dio o la storia. E stimo che gli italiani abbiano assai finezza da non assumere uffici soverchianti le forze umane e perciò cascanti nel ridicolo. Come ridicoli riescono i tedeschi quando parlano di ristabilire la moralità nel mondo e di castigare. E non siamo forse entrati in guerra staccandoci da una vecchia alleanza, la quale, per le falle che portava in sé e per le mutate condizioni, insidiava la nostra potenza? Ecco, un discorso di questo genere ha poco o nulla a che fare con la democratizzazione della guerra a cui sono intenti Gaetano Salvemini, il radical socialista Salvemini, oppure in maniera non intellettuale i figli e i nipoti di Garibaldi, quali si muovono con molta coerenza e in maniera molto rispettabile, pagando di persona e andando in Francia perché l'Italia non è ancora in guerra, proprio nel nome della libertà dei popoli, dell'affermazione della democrazia nelle contese internazionali, di un accredito di valori alla Francia, in modo particolare al Douce France, alla France éternelle, come Giuseppe Garibaldi aveva fatto già a suo tempo. E come fa tanta parte dell'interventismo di sinistra, sia quello di centro-sinistra, diciamo interventismo democratico, trento-trentinista, sia quello più avanzato, più di sinistra, di cui qualcheduno anarchico o sindacalista rivoluzionario può persino ricordare la Comune. Pensate un po' voi quanto potesse far piacere ad altri di coloro che vanno in direzione della guerra a ricordare la terribile esperienza dei petrolieri, poiché così nel mondo moderato e conservatore veniva ricordata la Comune di Parigi
del 1871, il luogo dell'anarchia, a parte che poi fucilati erano stati soprattutto gli anarchici, ma queste sono le vicende reali della storia. Allora, il fronte per l'intervento è così complicato che c'è dentro anche chi tanti anni prima teneva o persino praticava la comune, come Amilcare Cipriani, ecco, che mentre altri sbandierano le camicie rosse dei vecchi garibaldini, altri più a sinistra, tra gli interventisti, sbandierano il vecchio Amilcare Cipriani, oppure Maria Riger, già anarchica, sindacalista rivoluzionaria, convertita adesso alla guerra, anche lei si porta dietro una visione tutta avanzatissima della guerra, il mondo nuovo. Mercoledì scorso ricordo di avervi letto la dedica di Umberto Sereni nel suo librino su Udine a Filippo Corridoni come portatore del mondo nuovo, la liberazione dell'umanità. È su questa base che metà, grosso modo, degli anarchici, anche loro, anche gli anarchici, passano dalla parte della guerra. Naturalmente loro non hanno in mente Trento e Trieste, non è questo il punto. Hanno in mente l'umanità offesa, da liberare con la forza. D'altronde non è che gli anarchici fossero degli specchiati non violenti. Questo per quanto riguarda Croce. E adesso precipitiamo molto lontano da lui. Padre Gemelli, ve l'ho già nominato. Un convertito dal positivismo non semplicemente alla fede tradizionale, una conversione che lo porta a diventare frate, ma contemporaneamente è medico, è psicologo, è psichiatra, quindi ha tutte le armi della cultura scientifica, tecnica, positivista, ma ha acquisito, o meglio ha ritrovato, le antiche armi della fede religiosa che lo portano a dichiararsi apertamente un nostalgico del Medioevo, addirittura in polemica con padre Semeria che dice Medioevo addirittura, non potremmo fermarci un pochettino prima. No, Medioevo per Gemelli è il momento storicamente migliore che abbia riconosciuto il cristianesimo nella versione cattolico-romana come centrale, quindi medioevo. Ma a noi non interessa in questo momento il suo medievalismo, anche se è lo sfondo necessario della sua consacrazione dell'esercito al Sacro Cuore di Gesù, ma ci interessa una citazione su Vita e Pensiero, siamo nell'aprile, la rivista è appena stata fondata, e c'è questa dichiarazione identitaria. Noi non siamo né neutralisti né intervenzionisti, lo dice alla francese. Noi siamo semplicemente et tout court italiani, che non è una sinecura per un intransigente addirittura medievalista come Gemelli dichiararsi italiano, visto che erano alcuni decenni che il rapporto tra Chiesa e Italia era sciupati, a dir poco, dal Risorgimento interpretato dalla Chiesa come la rivoluzione massonica, sacrilega e senza Dio, la pretesa di rifondare l'origine del potere togliendo Dio dalla scena e mettendoci niente meno il popolo. Quindi questa è una dichiarazione molto interessante, così alle soglie della guerra. Noi siamo semplicemente tout court italiani. La virtù dell'amor di patria oggi ci impone di tacere e di obbedire. La volta scorsa vi parlavo dei silenzi e ne sottolineavo il rilievo. Oggi parliamo di disciplina. Nella visione tradizionale ultra, la disciplina migliore non è quella cieca. Aggiungiamoci anche silenziosa. Silenzio, continua Gemelli, obbedienza. Sembra di essere in un monastero.
È vero che scrive su Vita e Pensiero, una rivista di sacerdoti filosofi, lui, Monsignor Olgiati ed altri, che sarà qualche anno dopo la rivista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, non c'è ancora adesso, alle soglie della guerra, ma c'è un movimento che contribuisce a prepararla. Silenzio, obbedienza, che debbono trovare la loro ragion d'essere nella fiducia degli uomini che ci governano. Nella fiducia degli uomini che ci governano. Al governo solo e ai suoi consiglieri spetta la decisione. Noi dobbiamo tacere, prepararci, ubbidire. Qui Gemelli finisce per incontrare Croce, perché Croce pensa la stessa cosa, anche se lo dice con altre parole e non la fonda sulla religione, l'ubbidienza. Usi a ubbidir tacendo, sia Croce che Gemelli. Questo è l'invito. Non dunque l'invito ad una cittadinanza pettegola perché politicizzata e che pretenda di ragionare sulle motivazioni e sugli scopi. Aggiungiamoci a questo punto Cadorna, siamo sullo stesso piano. Ma io non ve lo racconto per scandalizzarmi di questo, o meglio, io me ne scandalizzavo assai agli inizi della mia milizia storiografica grande guerresca, perché quando lavoravo ai Vinti di Caporetto o al Mito della Grande Guerra, al giornale di Trincea, io cercavo la cittadinanza. E la cittadinanza per me, per la mia generazione, passava attraverso la coscienza politica, il voto minimo. Quindi trovare che il Parlamento non viene riunito, praticamente non decide nulla, e che si valorizzano quelli che assolutamente per noi erano dei disvalori, cioè la passività, la rassegnazione. Questo mi scandalizzava assai. Tutti i miei primi libri sulla guerra sono sotto il segno dello scandalo per la mancanza di coscienza politica in molti tra i dirigenti, molti tra i diretti. Io credo da qualche anno che sia una visione più elaborata, complessa e realistica quella che tiene conto del fatto che nel passaggio dalla società dei pochi alla società dei molti, dai notabili alla società di massa, e ci siamo proprio con la Prima Guerra Mondiale, lì bisognava riuscire a elaborare dei meccanismi che prescindessero dalla coscienza politica. Perché dopo tutto la legge elettorale che li faceva votare quasi tutti era del 12, le prime elezioni politiche del 13, quindi quello era il grado di maturazione a cui l'Italia liberale era giunta e si sentiva giunta, minimo dal punto di vista della coscienza politica delle masse. E allora ecco perché mi pongo e pongo a voi questa sera il problema di: ma allora che cos'è che tiene insieme le masse spoliticizzate? E in quale misura è davvero possibile tenerle insieme senza politica? Non voglio sostenere così tranquillamente che sia stato possibile, perché a suo tempo incontreremo Caporetto. C'entra o non c'entra Caporetto? C'entra o non c'entra con il no alla guerra, con le bandiere del no, che non avevano saputo sbandierare abbastanza tra il 14 e il 15, ma che forse interiormente in qualche modo avevano continuato a erodere le bandiere del sì. Ma quali bandiere? Qui non è neanche questione di bandiere, è proprio questione di disciplina cieca e silenziosa. Non ha neanche molto a che fare con il garrire delle bandiere. Gemelli e il tricolore, non credo che avessero molti rapporti, anche se qui parla di Italia. Forse il tricolore di origine rivoluzionaria non gli piaceva granché. C'è un'altra citazione di Gemelli rispetto alla Germania. Cosa pensa la Germania? Siamo alle soglie della guerra. Di nuovo
ci incontriamo a un'obiezione netta rispetto all'improvviso imbarbarimento delle fattezze della Germania imposte dalla propaganda. Mi permetto poi di essere dei pochi che si sottraggono all'ubriacatura generale di odio e di disprezzo contro la Germania, perché non posso negare la mia ammirazione alla disciplina, allo spirito di sacrificio, all'eroismo, al risveglio della fede cristiana di cui la Germania dà prova in questo momento. Di nuovo un Gemelli che sembra schierarsi a fianco di croce, strade diverse per arrivare comunque a riconoscere come primari grosso modo valori consimili di disciplina e obbedienza, e dunque la Germania che li incarna e che proprio per questo viene squalificata e ideologicamente scomunicata dagli amici dell'intesa, che viceversa attribuiscono alla Francia in modo particolare, ma qualcuno anche all'Inghilterra, i valori della democrazia e anche qualche cosa di più della democrazia, del progresso, della libertà, della laicità. Naturalmente chi si ricorda della Russia zarista è bravo, nessuno naturalmente si ricorda e ha interesse a ricordarsi che la Russia è alleata della Francia e dell'Inghilterra, perché ovviamente contraddice questa visione delle cose, per cui da una parte c'è l'ordine, gli imperi centrali col chiodo, no? Proprio bieco, vecchio, e dall'altra invece c'è la modernità, la libertà, eccetera, eccetera. Non voglio dire che fosse un preambolo, diciamo un preambolo esteso, ma certo quello che comincia adesso è un secondo paragrafo di oggi. Interrogativo. La Grande Guerra come una sorta di prova generale della formula fascista? Punto di domanda. Nel senso, volontarismo uguale minoranze più gregariato di massa. Per il fascismo, grosso modo, le cose sono andate così. Volontarismo, minoritarismo, minoranze eroiche, avanguardie, fasci, le origini, il fascio delle origini, gli antemarcia e poi il regime di massa, il gregariato, l'ubbidienza civica, con quell'unica voce che scende dall'alto. Sviluppando questo tema sempre in forma possibilista e interrogativa, il 15-18, dico proprio il 15-18, potremmo dire, mette a regime il 14-15, i fasci interventisti, che sono una formula e un'organizzazione che tende a collegare, a consociare le varie spinte pro-guerra. Non sono ancora i fasci del fascismo, naturalmente, ma ci sono i fasci interventisti. Certo, ci rimandano già a Mussolini, quindi la contiguità e la continuità sono ovvie. Il 15-18 mette a regime il 14-15, cioè i 10 mesi della discussione, della spinta verso, così come il 1925-43 mette a regime il 19-22. 19-22 uguale lo squadrismo, il movimentismo, la partita ancora aperta tra diverse opzioni e soluzioni della crisi politica, aperta anche verso sinistra, non solo verso destra, ma anche aperta nel senso che il fascismo non ha ancora deciso cosa vuole essere da grande. E poi dopo l'uccisione di Matteotti, il discorso del 3 gennaio del 25, quando si fa cominciare la dittatura, lì comincia il regime. Il regime mette la museruola anche al movimento e al movimentismo a se stesso, come non pochi giovani che via via raggiungono l'età dell'impegno politico continueranno a dire negli anni 30, non per questo, no?
doveva essere una rivoluzione. Dopodiché nel 43-45 la Repubblica Sociale Italiana, Repubblica e non più monarchia, sociale, e con questa speranza dei ritorni di fiamma, di poter oltretutto ridiventare giovani, non solo ridiventare giovani le parole d'ordine politiche, ma diventare giovani in proprio. Non succederà, cioè non si concretizza, però qualcuno ci prova. Torniamo subito a noi. Sono naturalmente diversi nel 14-15, nei nostri 10 mesi, gli attori sociali, le motivazioni, le spinte, ma convergono e ci vogliono tutti perché alla fine ci sia l'entrata in guerra. Per dire, Alfredo Rocco, il leader del nazionalismo, adotta la piazza, quella brutta cosa di sinistra che è da decenni la piazza rossa. Si può conquistarla e trasformarla in qualche cosa di migliore, spiega Rocco nel Dovere Nazionale, il suo giornale padovano-veneziano del 1914. I nazionalisti, nel senso stretto, quelli appunto di Rocco, Corradini, Pederzoni, Coppola, eccetera, sbeffeggiano gli interventisti democratici, parlando di un loro fecondo inganno. Loro sperano di fare una guerra di liberazione, ma che guerra di liberazione? È ovviamente una guerra di affermazione e di occupazione, come tutte le guerre lo sono. Ciascuno afferma se stesso, con la forza. Ma intanto convergono queste due correnti interventiste. Solo la corrente nazionalista, cioè quella di destra, verso la corrente liberal-democratica, cioè di centro-sinistra, ahimè, no. Si desidererebbe un Cesare Battisti puro e adamantino dal punto di vista delle sue frequentazioni, ma pur soffrendone, così come ci spiega la sua vedova, a certe collusioni si piega e a fare comizi insieme a qualche nazionalista ci va. E sue lettere a Tolomei ci sono, e Tolomei è lo sbattezzatore del Tirolo e il ribattezzatore in chiave di Alto Adige, cioè è un nazionalista ultra. Eppure, nella fase frontista dell'interventismo, anche Battisti, che sembrerebbe il non plus ultra della quarta guerra di indipendenza nazionale e del mazzinianesimo ritrovato, anche lui, in nome della realtà, dei rapporti di forza, si piega, non ce n'ha voglia. Ci sono dei suoi amici che gli dicono non ci andare, guarda che questa volta ti trovi accanto a Federzoni, c'è evita, ma qualche volta succede. Quindi siamo di fronte al fronte interventista. E andando avanti così, il governo Salandra, non perdo occasione per dirvi quanto poco Salandra e Sonnino mostrino di sapere e avere interesse ai Battisti, ai Mussolini, ai Salvemini, alla piazza interventista, persino ad Albertini e al Corriere della Sera, per quanto poi dal carteggio che è stato pubblicato da Albertini sappiamo che si scrivono poi fra le quinte. E però nel maggio del 1915, il famoso maggio radioso, quando il governo Salandra dà le dimissioni, com'è che ritorna in sella? Viene riconfermato perché il re gli dice di tornare, non avendo voluto o potuto trovare uno che sostituisca Salandra, né Giolitti né altri, e però Salandra viene riportato in sella anche, diciamolo, a furor di popolo.
a furor di popolo, perché questo è il maggio radioso, specialmente a Roma, ma anche a Milano e in tante altre città. Certo, se cercassimo il furore di popolo interventista nelle campagne faticheremo a trovarlo. Questo è il dualismo città-campagna che caratterizza ancora all'epoca la storia d'Italia. Terzo paragrafo. Immaginiamoci un'entrata in guerra con la Triplice, non contro la Triplice. La storia si fa anche con i se. E questo è un se molto concreto e possibile. Era dall'82 che eravamo alleati dell'Austria e della Germania. E nei mesi di cui vi sto parlando c'è ancora la Triplice. Non è che l'Italia ne sia uscita, ha solo rifiutato di entrare in guerra a fianco dell'Austria, ma ne dichiarerà di uscirne ai primi di maggio del 15, quindi tutti i mesi di cui stiamo parlando l'Italia fa ancora parte della Triplice, negoziando sui due fronti, perché questo è la Realpolitik e l'abbiamo imparata da Machiavelli. Immaginiamo allora un'entrata in guerra con la Triplice a fianco dell'Austria-Ungheria. Beh, quella sì avrebbe potuto essere solo guerra di ubbidienza ed ordine, e persino forse di repressione del risorgimento e della quarta guerra dell'indipendenza nazionale, se qualcheduno di quelli che c'erano e ci credevano avesse preteso di dire di no al rispetto della Triplice Alleanza. Ma se questo fosse avvenuto e i nazionalisti nell'estate del 14 spingono perché questo avvenga, sono i primi a partire insieme ai repubblicani che naturalmente partono sul fronte opposto, sia alla guerra ma a fianco della Francia e contro l'Austria. Per ovvie ragioni, i repubblicani erano quelli che avevano salvato l'irredentismo nei decenni bui per l'irredentismo. Beh, se questo, paradossalmente ma non tanto, fosse avvenuto, allora Cadorna, Salandra, San Giuliano, Sonnino, i preti, Croce, i nazionalisti e anche Giolitti, i triplicisti, ci sarebbero potuti stare. Una bella platea, politicamente, anche numericamente parlando, a sostegno di una guerra sull'altro fronte. E ci sarebbero potuti stare anche senza 10 mesi di discussioni, subito, perché in fondo sarebbe stato l'inveramento di quello che ci si aspettava di fare da decenni. Triste, forse anche squallido, pensare che invece intere generazioni hanno pensato la guerra del 15, la nostra guerra, come una guerra ovvia e naturale, proprio nel senso in cui poi la si è effettivamente combattuta, come se proprio fosse venuta da una spinta unanime, magari sì, d'accordo, senza l'accordo di un certo numero di contadini apolitici e prigionieri dei preti, ma a livello di classe dirigente ma allora proprio la potenza e la varietà di questo schieramento pro-Germania, se non ugualmente pro-Austria, non voglio spingermi a dire, l'Austria era sempre stata un'alleata subita pur di avere l'alleanza con la Germania. Non confondiamo le acque. Proprio la potenza e la varietà interna di questo schieramento pro-Germania ha consigliato, o forse imposto, di nasconderne le tracce, calcando sul carattere naturale, giusto, necessario della guerra dall'altra parte, a fianco dell'intesa e contro la Triplice.
atteggiamenti politici e mentali che non ci sono stati affatto nei mesi di cui stiamo parlando, che sono un esito complesso e faticoso a cui ciascun attore sociale e individuale arriva per conto suo, se ci arriva, perché i primi a essere poco convinti della conversione all'intesa sono quelli che fin da principio tengono per l'intesa e che terranno sotto scacco durante il 15-18 i triplicisti, soprattutto i giolittiani, non solo i socialisti. Dei socialisti si può pensare male anche per ragioni politiche e sociali, per ragioni di classe, ma per quanto riguarda l'atteggiamento rispetto all'entrata in guerra, sono soprattutto i liberali che erano per Giolitti e quindi per la neutralità, ad apparire sospetti ai liberali che erano per Salanda e per Sonnino o per il Corriere della Sera o che andavano oltre il liberalismo ed erano per una qualche forma di democrazia riformista. E teniamo conto anche della massoneria, che non è un partito politico ma è una formazione politica importante a favore della guerra e molto legata alla Francia. La finzione unanimista non concerne solo le classi popolari, si allarga a buona parte della classe dirigente. Ce la siamo raccontata così nelle generazioni successive, perciò ho parlato di un dopo fin da principio che ha compiuto una sovradeterminazione rispetto al prima. Il racconto, cioè, ha compiuto una sovradeterminazione interpretativa, una forzatura rispetto a come veramente erano andate le cose, nei fatti e nel modo di pensare, nel 14-15 e poi nel 15-18. Una finzione unanimista. Allora, la sovraesposizione dell'interventismo, che nei manuali scolastici, nel modo di pensare, nei racconti del dopo, ha caratterizzato il rapporto mentale con la guerra, la sovraesposizione. Cioè abbiamo voluto vedere, forse siamo stati costretti, siamo stati indotti a vederne troppo di voler fare, aver voluto fare la guerra, in una chiave o nell'altra poi, liberal democratica o nazionalista, ma comunque averla voluta. Ebbene, questo a che cosa rispondeva? Rispondeva proprio a questa situazione e a questo scopo. Cioè, finalizza all'intervento quelli che nella realtà sono stati 10 mesi di tatticismo e di negoziati molto problematici e molto aperti. È una finalizzazione. Come se fin da principio, fin dall'estate del 14, il maggio del 15 fosse scritto nell'ordine delle cose. E invece è un processo politico molto complicato perché appunto ciascuno si deve liberare dalla triplice che porta dentro di sé e acquisire il senso della necessità di fare la guerra, oltre che di non fare quella guerra a fianco dell'Austria che fin da subito si è deciso di non voler fare. Bisognava prendere tempo, dunque. I 10 mesi derivano da questa necessità di prendere tempo, per tante ragioni, intendiamoci. Non si può entrare in guerra nell'autunno quando c'è qualche momento in cui forse si potrebbe anche pensarci, ma non si può perché l'esercito non ha i cappotti e si va verso l'inverno. Allora i generali fanno sapere, non si può, si va in montagna. No, non ci sono quei milioni di cappotti che servono e tantissime altre cose, lo dico perché può colpire la fantasia, intendiamoci, non sono manco le mitragliatrici. E ogni reggimento deve avere naturalmente le sue 2 o 3 mitragliatrici almeno. Ci si arriverà quando la Fiat si metterà in grado di produrle, ci si arriverà. Perché tra le tante ragioni per farla la guerra c'è che è un volano dell'economia, come i nazionalisti, come i futuristi, come
una parte dei capitalisti sapevano fin da prima, una parte, non voglio dirvi, la guerra è il frutto della bieca volontà dei capitalisti, le cose sono più complesse, ma certo che alcune correnti d'opinione sono predisposte a intendere meglio la guerra come un fattore di sviluppo. Può apparire paradossale che la distruzione sia un fattore di sviluppo, ma è così quando stiamo parlando di cannoni, mitragliatrici, roba da mangiare, cibi in scatola, vestiario, tutto quello che serve per un grande esercito di massa. Va continuamente, le riserve vanno continuamente ricostituite e questo va benissimo ovviamente per la Fiat, per l'Ilva, per l'Ansaldo e per tutte quelle fabbrichette nate dal nulla che costruiscono aeroplani e che non c'erano all'inizio. E che letteralmente sorgono dal nulla con capannoni di qua e di là. L'arma nuova, la più moderna, che l'Italia aveva inaugurato in Libia nell'11-12, bombardando per la prima volta i civili. Abbiamo questo record. Ma 11-12 era ancora piccole cose. Nel 14-18 l'aviazione cresce vorticosamente e anche naturalmente la produzione di aerei, oltre che la produzione di piloti, eccetera. E questo vale un po' in tutti i campi. Metteteci dietro Marinetti, il futurismo a indirizzare in questa direzione, colpendo in parallelo ma con amicizia rispetto ai nazionalisti. Trieste, la nostra rossa polveriera, aveva detto Marinetti, tra i tanti slogan che aveva saputo coniare nei suoi manifesti, nei suoi discorsi e scritti, andati a dire poi nelle serate futuriste, lui e tanti altri artisti e scrittori. Bisognava prendere tempo, dunque, per costruire l'esercito di massa. I primi a dire abbiamo bisogno di tempo sono appunto i Cadorna. Quindi 10 mesi dipendono da tante cose, anche dai negoziati aperti su più piani, anche dalla necessità di districarsi dall'abbraccio della triplice, ma anche da questa opportunità. Però vale anche per le idee, per il pensiero, per la mentalità. Qui però soccorrono di nuovo e Croce e Gemelli, per assumerli a prototipo, per il pensiero laico e il pensiero cattolico, perché loro predicano l'ubbidienza e l'attesa di quello che deciderà il governo. La palla è a Salandra e Sonnino e al re. Sono loro che diranno a un certo punto si comincia per di là oppure per di qua, e Croce e Gemelli a quel punto avranno preparato la gente a andare per di là o per di qua, perché è al governo che spetta decidere la strada. Se non c'è la cittadinanza, nel senso del civismo diffuso, della coscienza politica in tutti, se il buon ordine scende dall'alto, allora l'ordine di andare in una direzione piuttosto che un'altra può anche venire all'ultimo momento, come in fondo avverrà. Diplomazia segreta, il 26 aprile del 15 il patto di Londra è già stato firmato dall'ambasciatore italiano a Londra, imperiali, lo sanno pochissimi, pochissimi sanno quello che c'è scritto, così come pochi sapevano quello che c'era scritto nel trattato della Triplice. È così che andavano le cose. Allora, immaginatevi tutta questa piazza che vocifera e si dà da fare per l'entrata in guerra, ma ignorando in gran parte, dovendo indovinare quello che costituisce eventualmente un vincolo pregresso o un nuovo vincolo del paese, perché coloro a cui spetta, cioè i governanti, l'hanno deciso. Ecco perché dobbiamo tenere sempre in piedi questo equilibrio della coscienza politica e dell'ubbidienza, della volontà di guerra nelle piazze, nella stampa, eccetera, e del
decisione da parte degli statisti, coloro a cui tocca. Ma attenzione, la rottura fa parte integrante del processo. C'è uno stacco che può e in futuro potrà essere vissuto come un nuovo inizio. Ripeto, la giornata di oggi intende valorizzare l'ubbidienza, la disciplina, coloro che non scelgono in proprio ma ubbidiscono. Però nei 10 mesi la mobilitazione interventista c'è davvero. E questa è una rottura, perché quando mai nel Risorgimento, cioè nelle vicende politiche nazionali precedenti, c'erano stati 10 mesi di mobilitazione di piazza che concludevano alla fine in un'entrata in guerra di 6 milioni di mobilitati e con dietro tutti i civili che lavorano per la guerra. Quindi non dobbiamo perderci per il desiderio di riequilibrare, vedere tutte le cose nella maniera più complessa, non dobbiamo perderci però quello che c'è stato davvero, cioè la rottura. La rottura e la reinserzione effettiva di milioni di cittadini in una cittadinanza sia pur di serie B, perché la serie A sarà di quelli che l'hanno voluta la guerra, ma almeno a livello di serie B comunque tutti quelli che fanno la guerra e non scappano, insomma, sono coinvolti e fanno un bagno di educazione di massa. Ripeto, sarà una forma immediata di cittadinanza, però c'è. Il neutralismo, il non fare, il parecchio, la famosa parola legata a Giolitti, che fa sapere che secondo lui parecchio, ma lui poi si lagna e dice mi hanno cambiato la parola, era molto, non era parecchio. Quando gli danno alle bottegaie, ma non è che cambi la sostanza. Parecchio o molto può ancora ottenersi trattando ancora con l'Austria e con la Germania. Questo ancora, nelle ultime settimane prima dell'entrata in guerra, sosteneva il leader dell'opposizione, che è in realtà, aritmeticamente parlando, il leader della maggioranza. Strano paradosso della politica di quei mesi in Italia. Il governo Salando è un governo di minoranza, lo sa e non riunisce le Camere. Il neutralismo, il non fare, il parecchio di Giolitti emozionano e trascinano poco. E stiamo ormai entrando nella società di massa. La tepidezza o la freddezza dei Salandra e dei Sonnino non sono più all'altezza dei tempi, che stanno cambiando, rapidissimamente cambiando. Contro l'intervento e l'interventismo, il non fare non mobilita. E quale sarà la parola d'ordine del Partito Socialista Italiano? Né aderire né sabotare. Ma come fai a mobilitare i giovani con né aderire né sabotare? È troppo poco. Ci voleva un fare, un antifare, un controfare. Evidentemente il Partito Socialista e la CGIL fanno il calcolo dei rapporti di forza e si rendono conto che non è il caso. D'altronde vedi quello che sta avvenendo in Germania, in Austria, in Francia e altrove. Già è grasso che cola quello che avviene nel Partito Socialista Italiano rispetto alle altre socialdemocrazie in giro per l'Europa. Però è il non fare, è il subire, mugugnando. Ma questo non fare esprime solo attendismo e dipendenza. Non è egemonia, è un dipendere dall'egemonia altrui, degli interventisti. Insomma, la rivoluzione, mettiamoci tutte le virgolette, mettiamola in corsivo questa parola,
Ma insomma, la rivoluzione la fanno i fautori della guerra e non la fanno i fautori della pace. Teoricamente, alla luce dei congressi e delle mozioni della Seconda Internazionale, i popoli, i proletariati europei avrebbero dovuto dire di no alla guerra. Non ci riescono. Così poco ci riescono che addirittura diversi socialisti vanno al governo, lungi dal fare la rivoluzione contro la propria borghesia. La rivoluzione la fanno, diciamo così, i fautori della guerra e non la fanno i fautori della pace. Di nuovo un'analogia rischiosa, ma che mi azzardo a proporvi. Anche nel primo dopoguerra avverrà qualche cosa di simile, quando a parlare della rivoluzione sono le sinistre, ma a farla sono le nuove destre, il fascismo, che vende se stesso come terza via, come rivoluzione nazionale, compatibile con la nazione, ma rivoluzione. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo ancora? Sì. Credo di riuscire a svolgere l'intero discorso entro le 7. Conclusione. Forse guadagniamo qualche minuto. Conclusione. Cesare Battisti va in giro a fare discorsi per tutta la penisola. Come al solito, c'è poco sud. C'è poco sud. Diciamolo pure, ancora una volta. Va in giro a persuadere fra 14 e 15, mi pare che siano 80 i suoi discorsi, se ben ricordo la cifra, ma siamo su quest'ordine qui. A Venezia ha parlato all'Abbazia della Misericordia, alla Reyer, diciamolo, alla vecchia maniera. A Padova ha parlato 2 volte, alla Sala della Gran Guardia e nel Cinema Corso. E avanti così, dappertutto. E in molti casi, benché a lui non gli venisse naturale, ma dopo il discorso si crea un corteo che va verso il centro. A Venezia naturalmente, dalla Misericordia, attraverso Strada Nuova, in piazza San Marco, dove tutto va sempre a parare, anche le colluttazioni pressoché giornaliere la sera tra interventisti e neutralisti. Ma Battisti ragiona. Sì, la sua parola d'ordine è l'ora di Trento, ora o mai. Detto così sembrerebbero anche queste parole d'ordine di carattere emozionale, ma lui è un geografo e non se lo dimentica quando fa questi discorsi. Spiega perché, secondo lui, dal punto di vista della geografia, la guerra è giusta, oltre che da un punto di vista culturale, di costumi, di salvaguardia di tradizioni specifiche diversificate e insomma in senso lato per ragioni politiche. Lui ragiona. Non sono proprio comizi o cerca di comiziare il meno possibile. Abbiamo quel bellissimo libro della sua vedova Ernestina Vittanti Battisti, che mette insieme nei decenni successivi alla morte nel luglio del 16 del suo uomo, questo libro in cui racconta il 14-15. Lei aveva 3 figli, quindi ha dovuto restare a casa a badare ai bambini e lui si faceva vedere quando poteva, pochissimo, però ha tenuto tutte le carte, tutti i giornali e poi ci ha messo 20 anni e più per arrivare nel 45 a pubblicare questo bellissimo libro con Cesare Battisti attraverso l'Italia. È anche da lei quindi che sappiamo le contaminazioni a cui l'interventismo democratico, liberale democratico del socialista riformista Battisti ha dovuto piegarsi pur di raggiungere l'ora di Trento, l'ora o mai. Vabbè, ma se Battisti va in giro a persuadere fra 14 e 15, è vero però che man mano che ci avviciniamo al maggio del 15 comincia a perdere colpi Battisti e il suo tipo di discorso.
e avanza possente invece il nuovo tipo di discorso che è quello di Gabriele D'Annunzio. Molto meno ragionamento, molta più musica verbale, molte più grida, esclamazioni, proclami. Ci sono i famosi 7 discorsi di Genova, i 7 discorsi di Roma, siamo nel maggio, tutti concentrati nel maggio del 15 che lui definirà radioso, luminoso, solare. In realtà combattutissimo perché il governo Salanta si dimette. Perché Giolitti si è deciso finalmente a venire dal Piemonte a Roma. I giolittiani, la Camera è chiusa, fanno sapere che rimangono giolittiani e quindi per la neutralità con i famosi biglietti da visita recapitati all'abitazione di Giolitti. Sono centinaia. Poteva o non poteva Giolitti fare un nuovo governo? Salandra compie probabilmente il suo atto politico più audace in tutta la sua carriera, si dimette. A questo punto la decisione sta al re, incaricare o non incaricare un altro, ma a questo punto si mobilita la piazza, si mobilita la stampa interventista, si mobilita il poeta Vate, Gabriele D'Annunzio, e non sono più soltanto parole, c'è dell'altro. Invito a menare le mani, a picchiare Giolitti, a picchiare i neutralisti, a impedirgli l'accesso a Montecitorio. Montecitorio diventa un bersaglio, la metafora della vecchia Italia da rottamare. Ai tempi di Fiume, nel 19 e 20, ci saranno aviatori fiumani che futuristicamente immagineranno di andare a bombardare Montecitorio in una maniera molto particolare. Si ricordano in un certo senso del volo di D'Annunzio su Vienna, ma a bombardare con vasi da notte, pitali, di cui andrà rovesciato il contenuto su quella orrenda sentina di sporcizia etica e politica, secondo, sto parlando dei fiumani, che sono come degli interventisti al cubo, che riprendono la guerra nel dopoguerra. D'Annunzio è insomma tante cose, è l'uomo degli ammiragli, delle poesie sui Dardanelli, sulle forzature colonialiste mediterranee, adriatiche, è l'uomo del Corriere della Sera, pregiatissimo, collaboratore di Albertini. Abbiamo un mucchio di loro lettere nel carteggio che è stato pubblicato di Albertini. È il poeta Vate, l'Araldo, l'erede di Carducci e di Pascoli, ma Croce ha nostalgia di Carducci e dice che era molto più serio di questo D'Annunzio che grida troppo, che proclama troppo, che è sopra le righe. È l'incendiario verbale, in una maniera diversa da Marinetti, ma anche lui è un incendiario. È l'anti-Giolitti, è l'anti-Parlamento, è il protosquadrista, dice Luigi Salvatorelli nei suoi articoli sulla stampa, la stampa di Torino intendo. Ebbene, a questo punto il governo della destra istituzionale e tradizionale, sì, viene riconfermato dal re, ma viene riconfermato anche a furor di popolo, questo popolo interventista, questo popolo, diciamolo pure, sovversivo rispetto alle istituzioni liberali. Perché non avere convocato la Camera e verificato come la pensano gli eletti del popolo? Forse perché si sa come la pensano e si è deciso che la via maestra per arrivare alla scelta che si considera giusta, cioè l'entrata in guerra, sia un'altra, che prescinde dalle istituzioni parlamentari e passa per altre vie. Ma naturalmente questo rende particolarmente impegnativa questa decisione, impegnativa anche rispetto al futuro, rispetto alla piega che il liberalismo e la democrazia parlamentare possono prendere se mancano nel momento della decisione cruciale che è quella del sì o del no alla guerra. Certo però che una comparazione
rispetto ad altri paesi ci farebbe vedere che un po' dappertutto non è un buon momento per la democrazia parlamentare e che nei momenti della guerra il potere avoca al centro l'autorità di decidere e magari segretamente. Riuso quindi quell'espressione che il governo della destra, il governo di Salandra e Sonnino, viene riconfermato sì dal re a cui spetta a termini di statuto, ma anche a furor di popolo nelle piazze e nella stampa interventista. Buon ultimo arriverà il Parlamento, ma solo il 20 maggio. Ma se c'è un furor di popolo per la guerra, sia pure da riequilibrare rispetto al peso della diplomazia, ebbene, non si può dire che si manifesti un furor di popolo contro la guerra. O meglio, ci sono delle eccezioni. C'è Torino, c'è lo sciopero generale della grande città operaia di Torino, su cui chiamo adesso a testimoniare Camilla Ravera, una grande dirigente del Partito Comunista d'Italia e poi del Partito Comunista Italiano, che naturalmente allora era socialista e non comunista. Era una maestra, una militante a Torino. La sua testimonianza è questa e ci dice quindi di una Torino in ebollizione, come non avviene generalmente negli altri luoghi della penisola, sempre nel maggio del 15, siamo negli stessi giorni. A Torino i lavoratori e le lavoratrici opposero alla guerra la loro forza compatta. Questo libro di memorie scritto dalla Ravera nel 72, pubblicato nel 73, sa un po' di storia sacra, quindi io non aderisco a questa visione troppo monolitica e compatta, ma comunque poco sopra Ravera aveva riconosciuto che nei fasci interventisti subito formati da Mussolini c'era gente variamente interessata alla guerra e anche giovani sinceramente mossi dal sentimento nazionale ai quali la guerra appariva non come guerra di una nuova fase storica, l'imperialismo, ma come l'ultima necessaria battaglia del risorgimento nazionale. Quindi Camilla Ravera riesce a cogliere in certi studenti questo afflato liberal-democratico trento-trentinista. Quando poi parla della grande città operaia, le sembra che tutti gli operai, assolutamente non ce ne fosse uno pro Mussolini. Tra i futuri ordinovisti in realtà le cose erano un pochettino più complicate, anche se è difficile entrare nella testa di Gramsci di Togliatti tra il 14 e il 15. Il 12 maggio 15.000 operai ed operaie uscirono dalle fabbriche e sfilarono verso il centro della città. Il 17 maggio l'agitazione si allargò nello sciopero generale. Interminabili cortei di uomini e donne seri e risoluti muovevano dalla periferia della città verso la Camera del Lavoro. 100.000 persone riuscirono a superare lo sbarramento delle forze di polizia, ma il comizio fu interrotto da cariche di cavalleria che aprirono una serie di battaglie di strada. Il prefetto cedette i poteri all'autorità militare, che occupò la Camera del Lavoro, ne arrestò i dirigenti e represse il movimento popolare. Il proletariato torinese si trovò isolato nella lotta, non seguito da forze organizzate nazionalmente e validamente dirette. E fra i canti e le sfilate radiose delle protette minoranze interventiste, l'Italia entrò in guerra. Cosa vuol dire qui? Che Torino era una grande città giolittiana, oltre che una grande città proletaria e quindi socialista. E infatti gli interventisti guardano con forti critiche, forti sospetti al Piemonte in genere e a Torino in particolare, perché è la regione dove è massima l'influenza di Giolitti. La stampa di Torino è giolittiana, è neutralista. È lì che Salvatorelli scrive le cose che scrive sul protosquadrismo.
Poche parole ancora e ci siamo. La dissidenza che c'è nel titolo, vi siete accorti che c'è stata assai meno nel mio discorso, perché assai meno c'è stata nelle cose, nei fatti. Rimane, a parte Torino e qualche altro luogo, la dissidenza, il dire di no e il fare di no, il controfare rispetto al fare degli interventisti, rimane qualche cosa di inespresso, un vorrei ma non posso, un basso continuo endemico, destinato a perpetuarsi dentro la guerra. La chiusura la affido a una veneziana importante, Margherita Sarfatti, redattrice dell'Avanti, segue Mussolini al Popolo d'Italia. Critica d'arte prima, critica d'arte potentissima negli anni '20. Autrice di questo libro, Dux, la più fortunata e diffusa fra tutte le biografie del Duce, è di 10 anni dopo. Io mi sono riletto per l'occasione le pagine relative al 14-15 e ne ho trovate con 2 citazioni che mi servono per chiudere. Vedete subito perché. È il 4 novembre del 1922. Benito Mussolini è appena diventato Presidente del Consiglio. La prima cerimonia ufficiale del suo governo fu il pellegrinaggio del 4 novembre alla tomba del Milite Ignoto, dice Margherita Sarfatti in Dux. Ecco, dice sostando ora e per istinto quasi irrigidendosi nella posizione di attenti davanti a un tumulo, qui c'è il mio capitano, un valoroso. Più oltre ferma un attimo la sua automobile. A questo svolto ero solo. Tornavo di corvée al monte. Seppi della morte di Corridoni. Mi venne vicino uno mentre riposavo un momento. Sei tu, Mussolini? Sì. Benone, ho una bella notizia da darti. Hanno ammazzato Corridoni. Ci sta bene, ci ho gusto, crepino, tutti questi interventisti. E turpi parole il soldato aggiunse all'indirizzo del morto. Mussolini è in piedi, pallido, col fucile imbracciato. Si ode uno scalpiccio, passa un sergente con il picchetto. Cosa fate lì, caporale? Il fucile torna a bandoliera e lui riprende la via del monte. È morto il camerata fedele, è morto l'arcangelo biondo, si è fatto uccidere per difendere anche questa gente che oscena lo irride. Del resto, un soldato della sua stessa squadra, edificanti lettere riceve dal capo socialista del proprio villaggio. Siamo venuti a conoscenza che stai combattendo al fronte con il rinnegato e ben noto Mussolini. Mi faresti un vero favore personale e un servizio a tutti i compagni. Se tu venissi nella determinazione di uccidere quel traditore. E volete che io non disprezzi gli uomini? Chiede in questi casi il discepolo del Machiavelli. Pua! La conclusione della Sarfatti è però questa. Quel soldato però si era affrettato a mostrare al compagno grande della trincea la singolare richiesta di favore personale. Curiose idee quelle che stanno a casa imboscati. Mi fermo qui. Mi sembra il caso di dire a noi.
Eccolo, ormai ci contiamo, no, venga. Ecco, a me sembrano di dire che il neutralismo, l'interventismo alla fine ha cose che hanno contribuito. Il neutralismo, no, che è quello anche istituzionale dall'inizio, perché noi facciamo parte in caso di fossero stati attaccati 3 stati, di apportare aiuto, per cui no, l'Austria e la Germania dichiarano guerra loro. Poi noi giustamente diciamo che non dobbiamo rispettare il patto che non prevede questo, no. Ecco, il neutralismo, diciamo, l'interventismo però inizia che se si entra, bisogna entrare in guerra contro l'Austria e la Germania, a partire dagli italiani in Francia. E questo cos'è che porta? Che porta l'Austria a dire: se state neutrali vi do Trento e qualcos'altro. Mentre perché l'Austria non può mai cedere Trieste, perché aveva aspettato 500 anni prima che arrivasse Napoleone, per cui Trieste era un porto strategico. Per cui, ecco, arriva l'offerta, diciamo, di quella sarà chiamata la triplice, no? Che diciamo, si dice: se voi entrate in guerra io vi do Trieste. Questo è, credo, ecco, Trieste diventa l'ago della bilancia che convince, diciamo, il re, loro, insomma, l'establishment, il potere, che c'è un'occasione, la guerra è un'occasione da sfruttare. E non è che dichiariamo noi per finire, diciamo, il risorgimento italiano, però abbiamo questa occasione. A me sembra questo. Avrei una domanda però un po' preliminare, cioè si dice, certi storici, lo sentiamo in svegli se concorda, che lo scoppio complessivo della guerra dipende da noi, dall'Italia, indirettamente, in quanto con l'avventura della Libia è stato dimostrato che l'impero ottomano era debole, l'Italietta che vince contro l'impero ottomano. Questo mette in moto l'irredentismo, no, dei Balcani, che ha ragione, si liberano la Grecia e tutto quello che comporta. Su questo fatto dell'irredentismo, diciamo, lì si mette in moto l'irredentismo serbo di 2 tipi, no? E slavo, quelli che vogliono l'unità degli slavi, quello l'unità dei serbi che porta all'attentato di Sarajevo. Ecco, la tesi è sostenibile che siamo stati noi la causa scatenante indiretta? È possibile ricostruire la storia così? Grazie. Avanti un altro. Sì, certo. Che succede oggi? Un solo intervento, ecco, venga per piacere, ecco qua il microfono. Si prepari il terzo. Ecco, guarda, c'è il microfono là. Cosa fanno gli stati maggiori nel 14 e il 15? Entrambi gli stati maggiori sembrano presi di sorpresa dall'intervento italiano del 24 maggio. È vero? No? Hanno fatto qualcosa? Grazie. Se non ci sono altri, allora rispondo. Non mi pare. Sono tutte e 2 domande amplissime che mi porterebbero in giro per l'Europa, là dove io non amo svolazzare. Io non voglio dire di amare il volo breve, perché insomma
Però io sono uno specialista di storia italiana contestualizzata quanto basta e cerco quindi di difendermi da allargamenti eccessivi che potrebbero portarmi a parlare di cose che non mi sembra di controllare quanto è giusto. Se poi ragioniamo addirittura di grandissime motivazioni d'ordine economico, diplomatico, politico e militare, il rischio di finire al Caffè Commercio nel 1914-18 si fa forte, o al Caffè Italia, là dove in molti piazzavano carte, mappe e bandierine e seguivano lo svolgersi degli avvenimenti. Comunque, che cosa posso dire in materia? Certo che la guerra coloniale dell'11-12 aveva sbloccato una situazione riproponendo la guerra nel Mediterraneo e ridimostrando una volta di più quanto era ormai debole l'impero ottomano. Non che fosse nata in quel momento la questione ottomana e la voglia delle grandi potenze di conquistarne pezzi, però la guerra di Libia lo ridimostra, anche l'ultima delle grandi potenze può svolgere una politica di questo tipo, di rottura degli equilibri europei e mediterranei, e questo naturalmente può aver servito. Bisogna dire che la ragione delle ragioni comunque per mettere in moto la guerra alla fin fine rimanda sempre alla antica secolare decisione della Gran Bretagna di non consentire che una potenza continentale diventasse forte all'incirca come lei per mare. La Germania era cresciuta troppo negli ultimi decenni e prometteva di crescere sempre di più sul piano economico, politico, militare. Diventava sempre più organizzata e temibile. Chi ha cominciato? Ha cominciato la Germania con la guerra lampo. Non ci voleva altro per la propaganda inglese di questa splendida occupazione dei Paesi Bassi, del Belgio neutrale, per poter presentare la propria guerra come una guerra ideale, come a suo tempo quella per la Polonia, no? In realtà, propaganda o non propaganda, Belgio o non Belgio, sarebbe bastato comunque la volontà dell'Inghilterra di evitare sempre che sul continente qualcheduno diventasse troppo forte. La Germania lo stava diventando. E quindi è stata l'Inghilterra allora a voler fare la guerra? No, perché è la Germania che l'ha cominciata. E tutte e due potranno poi, nella propaganda subito e nei racconti del poi, presentare la propria come una guerra necessaria e alla fin fine difensiva. Ma in fondo anche l'Italia è riuscita a mimetizzare il carattere offensivo della propria guerra, perché ha tal punto idealizzato la condizione di Trieste e di Trento da far credere per davvero a diverse nazioni che si trattasse di farle ritornare all'Italia. E allora in questo senso finiva per diventare una guerra difensiva la nostra. In realtà era una guerra che voleva togliere Trento e Trieste a chi l'aveva da un sacco di tempo, da secoli. Per buone ragioni, forse anche per buone ragioni, ma comunque non è una guerra in cui l'Italia sia stata trascinata dalla volontà dell'Austria o della Germania di farcela entrare. La Germania soprattutto, ma anche l'Austria sarebbero stati ben contenti di vedere l'Italia rimanere neutrale. Oggi che in pochi
sono ancora disponibili a rivivere il vissuto interventista di allora, più che mai si tende a mettere l'accento sul carattere aggressivo e volontario e non necessario dell'entrata in guerra dell'Italia. Per quanto riguarda i due imperi centrali, la Germania ha fatto il possibile tra 14 e 15 per persuadere l'Austria-Ungheria a dare qualche cosa. Quanto? Quanto? Quando c'è un negoziato è difficile decidere a priori quanto si può cedere. Se poi il negoziato è segreto e se contemporaneamente in parallelo esiste un negoziato con l'Inghilterra, con la Francia e con la Russia, cioè con la controparte, è chiaro che diventa complicatissimo stabilire in quale momento, a quale punto è giunto ciascuno dei due negoziati. Ne parlavamo già la volta scorsa, d'altronde. Fino a cedere Trento e il Trentino, l'impero asburgico poteva anche arrivare con dispiacere, perché Francesco Giuseppe aveva fatto sapere di essere molto legato a questo antico possesso trentino. Però, insomma, dal punto di vista del valore economico, politico, militare, il problema era Trieste. Allora, certo che nel duplice negoziato era più facile agli altri promettere Trieste che non all'Austria. Qui l'idealismo e la legittimazione idealizzante c'entrano poco, è un dato di fatto, insomma, di chi è Trieste? È dell'Austria, e chi te la può dare? Gli altri, se si sarà vinto. Bisogna vincere. Allora, non dimentichiamoci che quando l'Italia entra in guerra, grosso modo sono pari, e quindi l'entrata in guerra dell'Italia è molto importante, e quindi si capisce che ci siano grandi promesse che si concretizzano nel patto di Londra. Il patto di Londra precede l'autodeterminazione dei popoli, Wilson e il wilsonismo, non c'entra, e quindi non comprende fiume. E quindi ci saranno tutti i problemi che ci saranno successivamente nel dopoguerra, di cui un po' abbiamo già parlato. Se l'aspettavano o non se l'aspettavano l'entrata in guerra dell'Italia? Chi se l'aspettava? Beh, abbiamo appena ripetuto che le diplomazie, i politici al più alto livello, a livello dell'ex cancelliere von Bülow, niente meno, hanno fatto di tutto fino all'ultimo, fino a maggio, con manovre politiche per evitare che ci fosse effettivamente l'entrata in guerra. Fino a quando avranno sperato davvero di poter convincere l'Austria a dare quel che era necessario perché l'Italia non entrasse in guerra? Difficile dirlo. Ripeto, abbiamo a che fare con la diplomazia segreta. Io cerco sempre di mettermi dal punto di vista del vissuto di allora, cioè cosa sapevano, su che base di documentazione e argomentazione sceglievano loro, non su una base successiva, ma allora a me pare che abbiano avuto tutto il tempo per pensarci sopra e per dare, se non per certo, per possibile, il capovolgimento delle alleanze. Anche se questo ha creato dei problemi persino a Cadorna, che ha dovuto smobilitare e rimobilitare in senso inverso. E che solo anche lui a un certo punto ha saputo davvero come sarebbero andate a finire le cose, mentre per qualche mese ha dovuto agire tenendo conto di varie possibilità. Ma in fondo questo è difficile da capire da un certo punto di vista, perché tu i cannoni o li volgi in una direzione o li volgi in una direzione opposta. Ma dal punto di vista invece dell'ideologia cadorniana e dell'ideologia d'ordine, che è quella che caratterizza la classe dirigente all'epoca, una guerra vale l'altra, come per diverse ragioni per i nazionalisti una guerra vale l'altra.
per coloro che pensano a un'industria di guerra, una guerra vale l'altra. È dal punto di vista dei valori che una guerra non vale l'altra. Per cui non ce li scordiamo i valori, ci furono anche quelli. Il rischio oggi, a 100 anni di distanza, è questo, che la smentita successiva di certi valori ci porti a un atteggiamento di smitizzazione che finisce per dimenticare che comunque milioni di persone si sono mossi, hanno vissuto, hanno combattuto e sono morte sulla base di quei valori che noi oggi consideriamo magari disvalori o comunque superflui o superati o disdetti. È così, ma bisogna riuscire a muoverci sempre con questo doppio passo, per cui noi veniamo 100 anni dopo, sappiamo delle cose, crediamo nella pace, eccetera. Ci sembra stranissimo che abbiano voluto fare la guerra, eppure un mucchio di gente la voleva fare. E un bel po' di gente che non l'avrebbe voluta fare l'ha fatta lo stesso. E l'ha fatta bene lo stesso, con una sorta di professionalità al grado minimo che comportava l'ubbidienza o magari la solidarietà di trincea con i commilitoni, il sparare nella stessa direzione perché sono a fianco tuo e io mi fido di te, tu ti fidi di me, e poi mi hanno ammazzato il fratello oppure il compagno, eccetera, e quindi no, non è Trento-Trieste, che c'era per altri, è qualcos'altro, però anche queste condizioni di fatto pesano. Io credo che dobbiamo, pur onorando la pace e l'Europa unita, riuscire sempre a muoversi con questo doppio passo. Facciamo pure l'educazione ai valori di oggi, ma rispettiamo i valori di allora, che poi erano tanti, perché c'erano i valori del sì e c'erano anche i valori del no, come abbiamo detto.